Buonasera, scusate del disturbo, ritardo forse ho fatto, ma insomma. Abbiamo iniziato. Scusate, ma chi è lei? Buonasera, sono il sindaco, sono venuto per le premiazioni. Scusate il ritardo? No, ma non era previsto lì, scusi. Come non era previsto? No, scaletta non c'è. No, ma non c'è. no, tu hai già scritto un sacco di delibera, abbiamo fatto la delibera in paese. Ma lei è il sindaco di Cagliari? No, è taso Shrimp, boh, ragazzi. Sì, io te scimpo. Ah? Perché il sindaco di Cagliari te Tu scegli se da Shrimp, però sicuramente devo mantenere sta fascia, vai sul sindaco. E se vengo sul sindaco, però non devi stare tu. Dov'è Cagliari? Cagliari è qui, ma da dove arriva lei, scusi? No, io sono il sindaco di Sgraffingio. Sgraffigge un paese? Sì, Sgraffingio è il nostro paese. In Sardegna? In Sardegna. È sicuro che dov'è esattamente? Provincia di Sgraffingio, facciamo provincia a noi, non Ah. se ne sbatti nulla da Ma tenere. voi lo conoscevate questo paese? No, lo conoscevate. Che usanze avete? No, l'usanza in paese è di si scraffi. Sgraffeuso. Già lo facevano già gli antichi, si sono sgraffendi, non so pure una... Si sono sgraffendi in poche parole, comprendi? Ho capito, ma infatti mi hanno eletto all'unanimità. Eh. E infatti commenti Manteleggio, io mi sono autoinsediato e ci sono 34, 35 anni su già, non uscivo. Ma sta scherzando? Sì. 2 legislature deve fare, non ne può fare di più. Come 2 legislature? 2 legislature deve fare. Che di dannato io? C'è una legge della Repubblica, della che Repubblica ti dico? Italiana. Veramente? Certo, nel la senso Repubblica c'è la legge che dice che ecco. non si vuole Non si vuole usare. No. E allora facciamo un referendum in bidda, chi sa gente approva, lo facciamo anche noi. Questa legge la Luca? mette. Se ci vedi che ti sa basta, ci posso. Non è che volevo su piegare lei, Saici, no? Non capisco. Non da punto. Vabbè, cosa c'acchi, scusi? Ah? Cosa c'acchi nella... Stavo facendo la barba e mi è scappata la lametta che avvonta ghettendo su banda. Ma che ti ha fatto ghettare? Allora mi sono spaventato e mi sono rotto. Avete tutto i capelli tutti malivosi. Li abbiamo, in poche parole, no, succede un casino, un bidda. In poche parole, c'è un piccolo problema. Manca l'acqua da 6 mesi, manca. Faccio delibera, sta gente non si sciacqua i spius. Tu stai andando in giro con i spius cacauso. No, fai così, che è brutto parlare Sporchi, mi scusi. Ho detto, ma perché cosa è venuto Dobbiamo fare la premiazione, perché domani da noi è il santo patrono. Noi abbiamo il santo patrono, domani facciamo i festeggiamenti e facciamo le premiazioni. Ma che santo patrono avete? Chi è il santo patrono? Sant'Arrungioso Martiri. Arrungioso? Sant'Arrungioso Martiri, in poche parole, un santo morto martire. Buonasera. Ma da vagare sta gente, va bene? Da vagare sta gente, no, benissimo. In poche parole è un santo morto martire, mi dà ricordo, Nanta, che in vita in poche parole ci fu di Sorrungia, e io sono appicato Sarrungia, dedotto Saida, e molto scraffendosia, desto rutta sapete rogo. Dai, che c'è che sta cenando, magari. Comunque, desto rutta sapete rogo. Infatti abbiamo anche la reliquia noi, abbiamo la reliquia. Pezzo di pelle? No, i Zungas. Abbiamo la reliquia, in poche parole, la facciamo baciare ai pellegrini come interventi in segno di devozione. Ascoltatemi, ma cosa deve fare? Perché è venuto qui a fare le premiazioni? A fare le premiazioni. Non doveva fare il suo paese? Scusa, ma qua. Noi non teniamo su di noi per fare questa manifestazione, e io sono il primo scrimpo che fa in trovare, con noi si alza, figlio di premiazione e se ne andava. E quindi il primo... Un po' di idee, sono usciti. Allora, chi deve premiare? Premiare Manifestazioni sportive? No, le malattie di paese. Come le malattie? Le malattie, che già venuti in padre, sono di una coppa, c'è da questo pure ci perde. Allora, primo premio, miglior prostata dell'anno. Premiate la prostata. La miglior prostata, erano in 2, c'è da uno si è morto. E ha vinto questa l'unanimità, vince il premio Zio Coscia Pisciata. Uno del bidda che se può venire a ritirare il premio. Ma no, ma c'è l'avvisato. No, te devi andare a avvisare sta gente. E a chi lo diamo questo premio? Lo diamo a Ghianica. Glielo do io. Mantinauga, il suo pure è sempre viscia. Tanto sta prostata da re. Grazie. Buonasera. Cavaliere. E quindi è così, noi abbiamo fatto la premiazione, adesso grazie per l'ospitalità, mi sono permesso anche a nome dell'amministrazione comunale di fare una targa, una targa al ricordo per lei che ci ha ospitato, questa è la targa al ricordo, se la tenga. Targa di una macchina. Fermi. Targa di una macchina. Sì, questo è il ricordo della mia prima 500. Mi ricordo che ero fidanzato, portavo la mia ragazza in giro, io mettevo la macchina, l'acqua, la benzina, l'olio, le gomme e si uneva tra cose. Grazie sindaco. Arrivederci. Mi raccomando, domani venite in paese. Vada via. Vedete che c'è cosa scraffi.